Buonasera, bentrovati a Corner. Lunedì sera l'appuntamento immancabile per il post partita, per i commenti, gli approfondimenti, le valutazioni, anche le critiche, perché no, a quello che succede attorno al mondo Catania. Questa sera in studio, come sempre, c'è Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Grazie anche a Carlo Breve. Buonasera Angelo, buonasera a tutti gli telespettatori. Non avete sentito ancora la voce di Patanè, fra poco la sentirete perché non è con noi stasera in studio. Devo ringraziare l'avvocato Carmelo Marzà, che è invece con noi. Grazie dell'invito. Grazie per essere con noi, che è un avvocato della EC, dell'Associazione Italiana Calciatori. E poi vado dall'altra parte dello studio, dove per mantenere un filo diretto insieme a voi c'è come sempre Giulia. Esatto, ci sono sempre io qui. Saluto Angelo, saluto tutto lo studio e saluto a tutti voi amici e amiche che ci state seguendo da casa, e vi ricordo che se volete potete interagire con noi tramite la nostra linea WhatsApp. Il numero è sempre quello, lo trovate qui, sovraimpressione. Bene, Grazie. d'accordo, fra poco lo vedrete anche. Intanto devo salutare nello studio, quello VIP, i cugini. Buonasera ragazzi. Buonasera. Intanto giriamo Faggiano qua. Io volevo salutare e ringraziare Tony, così, giusto per... Così. Tony è un amico tuo? È più che un amico, però... Conoscente. Conoscente. Più che un amico, un conoscente, esatto. Va bene, torneremo da voi fra non molto. Intanto, come sempre, per cominciare, come tradizione vuole, rivediamo il film della partita, di questa partita che è finita senza gol tra il Catania ed il Picerno sabato sera. Che musica c'è? E vediamo, sentiamo. Muove rosso, azzurro come sempre, resterà quel colore della fede una città. Tutti in fila allo stadio per la nostra squadra, abbracciati canteremo forza bella Catania. Ale ale Catania, calcio Catania, gioca per noi, vinci vinci per noi, tifosi innamorati, tifosi sempre uniti. Ale ale Catania, calcio Catania, gioca per noi, vinci vinci per noi. L'azzurro del mare colora i nostri cuori e ci fa tifare. Siamo la curva nord con le braccia al cielo per chiamare lassù, per far alzare il coro. Ale ale Catania, calcio Catania, gioca per noi, vinci vinci per noi, tifosi innamorati, tifosi sempre uniti. Ale ale Catania, calcio Catania, gioca per noi, vinci vinci per noi. Sempre sicuri della nostra squadra, del cuore tifiamo Catania. Tra montagne e mare, con il fuoco che brucia e l'acqua che sale, forza bella Catania, facci sognare. Allora, una partita finita 0-0. Vorrei partire subito da Carlo Breve, una considerazione tua su questo pareggio. Il Catania ha giocato forse con un avversario tra quelli più in forma in questo momento del campionato, una squadra che comunque si conosce a memoria. Il Picerno ha dato già dei dispiaceri all'Avellino prima, al Trapani poi, ha fatto saltare anche l'allenatore a Trapani. Diciamo che probabilmente le premesse ci si aspettava dell'altro in casa Catania, o quantomeno da parte della tifoseria del Catania. Alla fine questo 0-0 come va interpretato? Che due squadre dalle difese granitiche che concedono veramente pochissimo. Conoscevamo bene la difesa del Catania, un po' meno i difensori del Picerno, ma se il Picerno ha confermato tutto il blocco difensivo ci sarà un motivo, se il Picerno ha preso in 4 partite un solo gol ci sarà un motivo, così come il Catania, e quindi era inevitabile alla fine lo 0-0. Volevo sentire anche Alessandro. Ma io farei un passaggio indietro, nel senso che ricordiamoci che la costruzione di questa squadra, parlo ovviamente del Catania, a un certo punto, per delle contingenze di vario genere, il 17 di luglio si è fermata, e in quell'intervallo dal 17 luglio alla prima partita ufficiale, quella di Coppa Italia contro la Carrarese, c'è stato il rischio che i giocatori nuovi, già tesserati, andassero via. Si è tardato nel
tesseramento dei 5 giocatori che erano già a Catania e si allenavano ma non erano parte integrante del gruppo, e ricordiamoci che nell'ultima settimana di mercato sono arrivati altri 4 nuovi giocatori, quindi sicuramente l'aspettativa alla vigilia della partita col Picerno era di dare continuità al successo di Biella, ma ricordiamoci che questo è un progetto ancora all'inizio, dove è necessario avere pazienza, perché ci sono dei tempi tecnici, fisiologici che servono per mettere le fondamenta di questa squadra e portare soprattutto tutti i giocatori, o la maggior parte dei giocatori, allo stesso livello di condizione. Quello che è emerso nel corso della partita col Picerno è c'è stato un piccolo deficit di brillantezza che secondo me è dipeso da questi fattori, ma anche dal fatto che giocoforza Toscano ha dovuto rivedere la formazione tipo. Mancava Gherardi, mancava Di Tacchio, Inglese al primo minuto, Lunetta trequartista, quindi non era la stessa formazione che aveva maturato delle certezze ben precise a Biella e anche in casa col Benevento. Quindi la somma di tutti questi fattori, abbinata alla forza del Picerno che è stata evidente, e quindi bisogna dare onore al merito, mi fa accettare questo 0-0 senza diciamo disperarmi. Vorrei sentire anche brevemente l'opinione di Carmelo Marzà, e poi vorrei sentire anche, diciamo, l'opinione dei tifosi da casa, che sono già piuttosto attivi con le nostre chat. Dunque, Carlo e Alessandro già hanno inquadrato perfettamente il problema. Io posso aggiungere che a quello che hanno detto loro, cioè all'incompletezza ancora della squadra, e quindi che qualunque giudizio ancora è un po' prematuro sicuramente. La cosa che mi ha colpito del Catania è che ho visto migliorare man mano che ci fossero le partite è stata intanto una solidità difensiva che, diciamo, sconosciuta fino all'anno scorso. Quindi il Catania, ricordiamoci, come diceva Carlo, aveva preso un solo gol, e un gol che è stato un Eurogol, un jolly pescato. Dico, su manovra il Catania non ha ancora preso gol. Quindi questa solidità difensiva è quello che mi ha maggiormente impressionato, e diciamo che dalla solidità difensiva si parte per andare a costruire delle squadre che poi possono ambire a risultati importanti. Poi l'altra cosa che mi ha impressionato è la compattezza della squadra, cioè è una squadra molto compatta, ma non appena, secondo me, solo dal punto di vista tecnico, di come è schierata in campo, di come è messa corta in campo, ma di come un giocatore aiuta l'altro, cioè si vede dall'esterno, per quanto possa considerarmi dall'esterno, uno spirito diverso, si vede, diciamo, un'aria diversa dentro lo spogliatoio del Catania rispetto agli altri precedenti. Diciamo che questa compattezza di squadra secondo me è fondamentale per raggiungere obiettivi importanti. Allora, abbiamo detto che sentiamo anche una prima opinione dei tifosi da casa. Con Giulia facciamo il punto. Scrivono: salve, fino a quando la società non parla, non alza la voce, sarà sempre aria fritta. Regali non ne vogliamo, ma il giusto lo pretendiamo. Questi arbitri arroganti e protagonisti solo perché sono a Catania e vogliono farsi notare non sono all'altezza. Dopo la scorsa gara, sabato solita solfa. La società alzi la voce. Forza Catania sempre, Giovanni Curva Sud. Ha perfettamente ragione Giovanni. Vado. Buonasera a tutti. Sicuramente se ci fosse stato il VAR come nelle altre categorie, sicuramente un rigore ce l'avrebbero riconosciuto. Forza ragazzi, forza Catania. Questa squadra è più aggressiva rispetto allo scorso anno, ma nessuno riesce a tirare in porta da fuori aria. In 4 partite solo 4 reti, di cui 3 in una sola gara. Buona partita, buono il punto, ma tanta amarezza per il gol fallito da Guglielmotti, che è e resta un grande acquisto per il Catania. Grazie e buona serata a tutti voi. Da Carmelo da Nicolosi. Buonasera a tutti voi. Il Catania di quest'anno sembra una squadra ben piazzata, rocciosa, che segue tutte le azioni di gioco in tutte le zone del campo, pressando sempre i portatori di palla avversari. Sono sicuro che ci divertiremo. E poi chissà. Da Giuseppe. Serata piacevole, si poteva usare di più sulle fasce contro una squadra ben organizzata? Questa è una domanda che fanno a voi, se vi va di rispondere. Serata piacevole, si poteva usare di più sulle fasce contro una squadra ben organizzata? Avresti rischiato di perdere, perché il Picerno non aspettava altro, cioè il Picerno aspettava
che si allargassero un po' le maglie per partire Sulle fasce, alle spalle. soprattutto, loro l'hanno preparata bene perché alzavano tantissimo Guerra a sinistra e quindi hanno tenuto molto basso Guglielmotti. E dall'altro lato ha spinto poco Anastasio nel primo tempo. Quando è riuscito a spingere un po' di più, ci sono state le due situazioni di Guglielmotti nel primo tempo. Negli ultimi 10 minuti del primo tempo il Catania ha spinto molto sull'acceleratore, soprattutto a sinistra, con il cross di Anastasio e di Castellini. Ha avuto due palle gol importanti Guglielmotti. Non è il suo mestiere quello di fare gol, ci è arrivato vicino, è stato impreciso soprattutto. Sia nella prima poteva incrociarla meglio di testa, che nella seconda è arrivato un po' col corpo all'indietro e ha colpito di controbalzo. Era veramente difficile fare gol in quella situazione. Però la considerazione del tifoso secondo me si riferisce alla seconda parte del match, e allora aggiungo che l'ingresso di Vitali nel Picerno era proprio finalizzato a sfruttare l'eventuale smagliatura e soprattutto di Volpicelli, Alessandro. Sì, però Perché, dico sulla fascia Vitali certo. e Volpicelli Giocatore che centralmente. ha Vitali ha le stesse caratteristiche di Energe, Esatto. però era fresco, sicuramente poteva mettere in difficoltà. Quindi se non in si quel avesse momento avuto equilibrio, il Catania rischiava Certo, di dare no. una ripartenza che sarebbe stata letale. letale, Sì. sicuramente. Allora, fra non molto colleghiamo Angelo Patanè, che so che sta fremendo per essere dei nostri, e quindi ancora pazientate qualche momento e poi avremo la possibilità di vedere Patanè. Visto che ci siamo, abbiamo qualche minuto prima di addentrarci poi nell'esame anche degli episodi, di alcuni degli episodi di questa partita, Alcuni clamorosi. qualcuno, insomma, sì, clamoroso, perché mi pare che ci sono state delle sviste. Vorrei farvi sentire le parole di Sturaro, cioè di uno dei giocatori sicuramente intanto più importante e più in condizione del momento del Catania, un giocatore ritrovato. È un estratto che parla soprattutto di quella che è la sua situazione personale, di come sta La vivendo metamorfosi. una metamorfosi, diciamo, rispetto alla passata stagione, dalla quale chiaramente non vuole assolutamente quasi più parlare. Però sentiamo le parole di Sturaro. Sì, a livello personale sono contento perché mi sento bene fisicamente, sento la fiducia comunque del mister, del direttore, della società, quindi quando c'è questo un giocatore è sempre, diciamo, parte da una base di lavoro già importante. Poi quando comunque c'è organizzazione, c'è un gruppo, ognuno fa il suo, né più né meno, è tutto più facile, quindi fare paragoni con la passata stagione non mi sembra il caso. Io comunque per il tipo di persone, di giocatori che sono, cerco sempre di mettere il gruppo prima di tutto, prima anche di me stesso, e delle volte è stato un mio pregio, tante volte anche un difetto, perché poi se avessi pensato magari un po' più a me stesso avrei evitato forse delle situazioni spiacevoli. Sicuramente non mi sarei andato a infilare in momenti bui del mio percorso. Alessandro, abbiamo sentito le parole di Sturaro già in anteprima corner, adesso le stiamo riproponendo. Carmelo. Sturaro è un serio professionista, il suo curriculum lo dice, è uno che ha giocato, che ha fatto la Coppa dei Campioni, insomma, tanto per intenderci. Bisogna ascoltare un po' fra le righe quello che dice, perché dice delle cose importanti senza essere esplicito. Dice quando c'è organizzazione, quando ognuno fa il suo, riferendosi ovviamente a quello che accadeva. Le aree di competenza, non necessariamente all'interno del campo. Esattamente, esattamente. Riferendosi a quello che accadeva l'anno scorso, quindi sia facendo un discorso nel rettangolo di gioco, dove l'anno scorso non c'era questa, chiamiamola così, sinergia fra i vari calciatori, e sia fuori dal campo, dove l'organizzazione, insomma, aveva sicuramente qualche pecca. Poi lui, secondo me, l'anno scorso ha peccato di generosità, perché lui non era in condizioni fisiche di poter giocare in un campionato di Serie C, però nonostante questo è sceso in campo. Ovviamente però questa situazione poi si è ripercorsa contro di lui, e quindi poi alla fine sono piovute le critiche. Però Sturaro, quando è in condizione, quando è in forma, quando è un giocatore che si allena regolarmente, poi le prestazioni che ha dato sono per lui prestazioni standard. Beh, l'anno scorso sicuramente
non è stato gestito bene No, perché assolutamente. non aveva la condizione per giocare e quindi lo si è esposto secondo me a delle brutte inutili, figure. cioè, senza motivo. E quindi poi è un dazio che lui ha pagato fino alla fine della stagione. esatto. Quest'anno con una preparazione fatta all'inizio, Ma soprattutto È un lui si è altro preparato giocatore. anche prima, 100%. Lui si Ha è preparato ha anche lavorato prima del nel ritiro. periodo pre-ritiro. Pre-ritiro. Da professionista qual è? Allora- Da grande professionista qual è l'orgoglio di un campione ferito, che è stato ferito nell'orgoglio, che vuole rispondere dimostrare con i fatti di essere ancora un calciatore di grande valore. Sul campo fa e ha sentire. risposto non pubblicamente, ma ha risposto sul campo, così come deve Allora, fare. fra poco torneremo di nuovo ai messaggi, apriremo la parentesi dedicata alla Moviola con tanti episodi e alcuni inediti, cioè nel senso che non erano montati Esattamente. negli highlights, quindi abbiamo scovato alcune cose alcune cosine. ancora più clamorose per certi versi. Allora, pubblicità e dopo colleghiamo anche Angelo Patanè, fra pochissimo con noi. Bene, torniamo insieme con Corner. Alessandro, come anticipato, vediamo un paio di episodi intanto da Moviola. Cerchiamo di analizzare questa partita perché è vero, forse probabilmente il Catania non ha fatto la migliore delle partite, delle 4, però con ogni probabilità C'è materiale per al netto, voglio recriminare. dire, della fortuna, chiamiamola anche, poteva forse esserci qualche cosa in più da un punto di vista delle decisioni arbitrali. Vediamo allora il primo degli episodi. Che non è una questione arbitrale, ma è una situazione tattica che abbiamo evidenziato in avvio. C'è la partenza a destra di Maiorino che aspetta che i compagni riempiano l'area e qui è provvidenziale Guglielmotti che fa una diagonale perfetta, cross molto insidioso, radente, veloce, il portiere in questi casi è messo in grande difficoltà, ma qui è stato provvidenziale veramente Guglielmotti che insomma si fa ammirare anche come difensore puro e non solo come cursore di fascia. Questa era prima delle situazioni di gioco che abbiamo. Posso vedere la seconda che è un caso Questo, che è passato allora, devo dire che su questo un po' in silenzio, sì, ma anche perché non esiste un replay di questa azione Eh. e quindi noi siamo andati a prendere quello che è a campo largo, a camera diciamo quella larga, ed è l'azione di Luperini che, siamo al 40° del primo che tempo. va verso diciamo la porta Sì. avversaria. Vediamo qui C'è che un cosa break del Catania e questo vedete? pallone che scorre verso Luperini, Allegretto lo cintura e lo butta a terra, quindi è evidente che questo è fallo, ma potevano esserci anche conseguenze se si potesse in questo caso configurare il cosiddetto dogso, cioè la situazione che può portare anche al cartellino rosso se appunto configurabile questo aspetto del regolamento arbitrale, ma addirittura l'arbitro non fischia anche la punizione, quindi ha messo lontano, tutti era un po' d'accordo. L'arbitro era molto lontano, sì, è L'arbitro vero. era lontano ed era coperto probabilmente dal difensore, però il fallo mi sembra evidente qui. Guardate Luperini dove sta andando. Ma lì l'assistente però dov'è? Attenzione, Doveva- parliamo dell'arbitro, ma sì. lì l'assistente che è quasi in L'assistente linea con doveva- l'azione se dovrebbe questo poter... non è fallo, Sì, ma allora difficilmente non è mai fallo. gli assistenti intervengono. possono su intervenire per cose di queste questo genere. Poi per adesso ci fermiamo qui con il terzo episodio, dai, facciamo il terzo Facciamo il episodio. terzo perché questo anche questo diciamo che non è stato evidenziato. Attenzionato. Sì, siamo nelle battute finali del primo tempo, è l'occasione di cui parlavamo prima, che non è tanto l'occasione, ma quello che succede dopo, perché se fate attenzione dopo la respinta di Summa, guardate Guerra come colpisce il pallone. È rigore tutta la vita. Braccio e poi gamba, questo è rigore, non ci sono dubbi. Pazzesco. E qui qui lo l'assistente rivediamo meglio. l'assistente assolutamente inerme. Eh. Questo è rigore, cioè non credo che ci siano dubbi.
Ma i giocatori Mano? non hanno protestato. No, non hanno No, protestato. perché non hanno protestato? non si è visto. L'ha coperto live, bene Guerra, però live l'assistente è difficile da vedere. Io lo sto vedendo adesso perché in televisione, no, per esempio, no, non no, l'hanno assolutamente. no, Su assolutamente. Sky non è stato assolutamente No, però evidenziato. l'assistente sotto a tribunale, l'assistente donna, Poteva benissimo vederlo, guarda. assolutamente. No, Cioè, proprio la gestualità, accompagna la gestualità quello è assolutamente diciamo che qui, inequivocabile. diciamo che non so, non abbiamo fatto la pagella dell'arbitro noi, Ma però diciamo era non giudicabile. non è una buona pagella. Era non giudicabile. Non classificabile, direi Assolutamente. addirittura io da questo punto di Vabbè, vista. intanto Prima ci di- fermiamo qui, ma c'è tanta altra C'è tanta altra roba, vorrei sentire alcuni messaggi con Giulia. Anima Rossazzurra 63 scrive: buonasera, se il Catania si è ben comportato con le squadre finora incontrate che stanno nelle prime posizioni, adesso lo aspettiamo con le cosiddette piccole, dove l'insidia si nasconde ovunque. Forza Catania sempre. In una partita molto equilibrata, non concedere 2 rigori solari equivale a falsare il risultato. Da Timpano 64. Scusate. Buonasera. Ti facciamo recuperare un po' la C- voce se hai Ok, problemi. No, ci sono. Ok. Buonasera, la Serie C è un girone insidioso, ma se dobbiamo giocare sempre 11 contro 12 diventa impossibile. Da Sergio Catania. Poi Mario Tribuna B invece ci scrive: buonasera, è l'annata giusta, meno male perché dopo tutti questi messaggi almeno uno che ci rincuora. Buonasera, sabato la grinta, la voglia di vincere vista con il Benevento non c'era. Da primi a quarti è un attimo, se vogliamo vincere il campionato occorre un'altra marcia, salvo da Mi pare Paternò. prematuro guardare la classifica oggi. Però Sì, ancora ci molto mancherebbe. presto. Insomma, 4 partite. Sì. Sera, Angelo da Taormina. Una domanda per Vagliasindi. Era da cedere Cianci? Grazie. Ma Vuoi l'abbiamo spiegato anche la settimana scorsa, non è tanto il valore del giocatore, ma il rapporto di fiducia tra il club e Cianci si era deteriorato irreparabilmente all'inizio del ritiro, quindi ci sono delle scelte di altro tenore, non scelte di carattere tecnico, perché Cianci ha dimostrato a Catania che è un ottimo attaccante e lo sta continuando a dimostrare a Terni, dove anche ieri ha fatto doppietta ed è sempre protagonista. Ma nella situazione comunque in tutte le piuttosto partite. calda a Terni, nonostante Sì. la vittoria, la situazione non, insomma, la società in questo Sì, momento. però dico, in campo Cianci ha fatto finora molto molto bene. Il Catania ha scelto altri profili, è passato da Cianci e Costantino e Di Carmine, ha scelto Inglese, ha scelto Però dico, tra Cianci e Inglese, per il profilo tecnico che hanno, che sono assimilabili, è meglio Inglese, no? Ma da un punto di vista tecnico e complessivo, Cioè, alla fine penso che non credo ci siano dubbi. Un inglese però diciamo, perfettamente in condizione, che ancora non abbiamo visto e che vedremo secondo me molto rapidamente. D'accordo, qualche altro, 2 messaggi appena, poi torniamo di Sì. nuovo alla Vado. partita, agli episodi da Moviola, così chiudiamo questo capitolo, diciamo, Sì. della nostra trasmissione. Vado. Ciao ragazzi, sempre Forza Catania. Non accetto le critiche rivolte subito a fine partita perché a mio avviso abbiamo giocato molto bene. Solamente un po' più di cattiveria avrebbe avuto un impatto molto importante. Ancora una domanda. Volevo chiedere se si sa qualcosa sulla penalizzazione, se arriverà e quando. Forza Allora, Catania. noi C'è ci sempre- dobbiamo basare sui fatti e su comunicazioni ufficiali. Siamo fermi al 10 agosto, quando fu diramata una nota a firma del patron Pelligra che diceva che era tutto a posto. Se non dovesse essere così, sarebbe sicuramente una sorpresa in negativo rispetto a quelle dichiarazioni, ma ad oggi non abbiamo nessun tipo di comunicazioni ufficiali, quindi vedendo non possiamo la- rispondere a qualcosa che... Certo, ma poi guardando la tempistica della giustizia sportiva, cioè, sarebbe dovuta già arrivare qualcosa, considerata la scadenza di agosto, quindi mi sembra un po' strano. Su questo problema si è espresso il sindaco Trantino, no? Diceva che è in arrivo una penalizzazione. Anche se poi ha corretto il tiro... Non so in forza di cosa abbia detto questa... Ha corretto il tiro aveva- qualche ora dopo ai nostri microfoni. Sì, ha fatto ufficialmente una dichiarazione, chiaramente, questo adesso non sappiamo Però esattamente ripeto, perché. noi non stiamo dicendo né no né sì, ci stiamo assolutamente. attenendo ai fatti e quindi ad oggi Cioè, non c'è nulla diciamo, che... la tempistica sembrerebbe per il, Sì. per il no.
Il giudizio del sindaco, da ex procuratore federale, sembrerebbe propendere per il sì, quindi aspettiamo. Noi ad oggi ci dobbiamo attenere alla nota a firma Rospelligra del 10 agosto. Poi, se dovesse essere qualcosa di diverso, chiaramente Pelligra dovrà dare delle spiegazioni. I tempi non si potrebbero ulteriormente dilatare. Certo. Poi sappiamo che la giustizia sportiva molto spesso è un po' più lenta magari nell'avviare, ma è molto più rapida rispetto alla giustizia ordinaria nelle prendere le decisioni. Questa è la sintesi di questa situazione. Adesso Alessandro torniamo di nuovo da Giulia, ma intanto ricominciamo con gli episodi da Moviola, perché abbiamo visto il fallo di Guerra e lì ci siamo... Vogliamo inserire anche Patanè in questo discorso? Se c'è Patanè come no, se c'è sì. È perché insomma lui è un attentissimo Patanè, osservatore dell'operato degli arbitri. Se ci sei, batti una posata, Angelo. Mi pare che in questo momento non batte assolutamente nulla, va bene? Quindi, o alzo un calice, Angelo. Allora, quando c'è, fatecelo vedere, così lo possiamo mandare in onda. Torniamo di nuovo allora alle vicende calcistiche. Qui c'è anche, non è tanto una decisione arbitrale, è una un situazione fallo, tattica che a mio avviso, se sfruttata meglio, poteva portare il Catania comodamente in vantaggio, perché c'è prima un'azione di stoppa pregevole sulla sinistra che lascia sul posto un avversario, poi appoggia correttamente a Luperini che sbaglia la scelta perché poteva o tirare o dare a Inglese un pallone con dei tempi diversi da quelli. Con un tempo diverso. Adeguato. Passaggio è troppo lento, favorisce il recupero. Ma poteva anche tirare, dei forse. Difensori. Sì, poteva anche in tirare. linea teorica eravamo ai 20 metri. Un po' lontano, però sì. Luperini ce l'ha il tiro, ecco. Lo specchio della porta era visibile. Peccato perché, ripeto, è stata vanificata una giocata di stoppa che ha subito dato ritmo alla fase offensiva. Ed eravamo proprio all'inizio del secondo tempo, una delle prime azioni del... Ma probabilmente il passaggio è stato dosato non con la giusta velocità, perché non si è accorto Luperini dei due difensori che rientravano, quindi era come se lo vedesse da solo e quindi gliel'ha appoggiata nella maniera più... O forse ha pensato per un attimo al tiro e poi ha voluto scaricare. Tra l'altro coraggiosa la scelta di stop per De Rose. Ha cambiato 3 posizioni con una sola sostituzione. Ma ha messo un giocatore di spiccata qualità offensiva e cambiando la posizione a tanti giocatori. Lunetta è andato a fare il quarto a sinistra, che è un po' la sua posizione. Anastasio ha fatto il braccetto a sinistra, l'ha fatto bene. Devo dire con ottimi risultati, ha chiuso 2 o 3 volte delle diagonali importanti, e Quaini è stato riportato nel ruolo di centrocampista a fare legna con Suraro. E ha fatto molto bene anche Quaini, quindi un'altra mossa. Sai, io non sono per gli stravolgimenti in corsa, cambiare tanti giocatori. La duttilità dei giocatori che ha a disposizione Toscano. Cioè, personalmente sul momento mi sarei aspettato Verna per De Rose e non si sarebbe cambiato nulla. Però il cambio che ha fatto tutto sommato è stato anche positivo, perché Stop ha dato vivacità al gioco offensivo, e anche nelle altre posizioni i giocatori hanno fatto molto bene. A proposito della posizione in cui ha giocato prima De Rose, poi Quaini e poi per un pezzo di partita Verna, possiamo dire che l'infortunio di Titacchio è effettivamente un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per parecchio tempo, purtroppo. È quello che insomma era stato indicato nel bollettino degli infortunati qualche giorno fa, purtroppo diventerà realtà, nel senso che si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico. Quindi è stato uno strappo sicuramente. Purtroppo il Catania perderà di Tacchio per tanto tempo e questo in questo momento lì perderà, in quella zona del campo perderà un giocatore determinante, perché mi pare dava tanta quantità e solidità, perché a parte recuperare tanti palloni era una sorta di argine, no? Una sorta di diga lì in mezzo al campo. Mi è sembrato, non vorrei avere delle allucinazioni, però di avere sentito un vocio magari di Patanè quando c'è Portanè, secondo me è un incubo, più che altro, perché ce l'ho sempre messo qui, quindi lo sento sempre, ma anche di notte certe volte. Comunque, a proposito dell'infortunio di Tacchio, da quello che insomma mi risulta, il Catania non torna sul mercato
per attingere Sì, al mercato sì, degli sì. svincoli, quindi Non cercherà di ripetiamo gli ottimizzare errori. Non è nella le risorse filosofia. interne e magari dare anche un po' di spazio in più a Carmelo Forti, che era partito subito bene in questa stagione, subito coinvolto da Toscano. Chissà che anche lui non possa, tra virgolette, approfittare dell'assenza di Di Tacchio per ritagliarsi ancora più spazio in squadra. Prossimo episodio, anzi facciamo una cosa, ci dobbiamo fermare, la Moviola la riprendiamo fra un istante, dobbiamo assolvere ad un obbligo di carattere commerciale e poi ci ritroviamo qui. Restate insieme a noi con Corner. Rieccoci di nuovo insieme, siamo a Corner. Alessandro. Moviola. Ancora Moviola, perché abbiamo gli ultimi due episodi Sì, e altre sono... due prodezze della terna arbitrale. E ci sono due episodi che fanno certamente discutere e pensare, perché il primo, che adesso vediamo fra non molto, come fa un arbitro a non fischiare un giocatore che non solo fa sgambetto ma alza la gamba? Perché poi è quello il tema, cioè il fatto che abbia alzato la gamba mentre andava a fare l'intervento per ostacolare Lunetta. Vediamo il quinto però episodio, questo il quinto episodio della Moviola. Guardate Lunetta, guardate il difensore del Picerno, Ah, sì, questo episodio, che prende sì. tutto, tranne il pallone. esatto, per l'arbitro rimesso al fondo. Come no? Io devo dire che È distante dal... Ma no, troppo ma distante non è una dall'azione. giustificazione. allora questa. cambi troppo mestiere. distante. Cambi mestiere. Cioè, Vabbè, ma è troppo evidente, Va anche a se, è toccare. distante, anche se è distante non lo vedi questo ma qui. poi vedi, alza la gamba, va a toccare la gamba in Poi gioco. la veduta, cioè la veduta ce l'ha chiara, non è coperto, neanche coperto da Vedi nessuno. Carmelo, il problema non è tanto l'errore tecnico, ma è l'atteggiamento. Ha iniziato con un fare indisponente, poco propenso al dialogo. A lui ha pensato bene di sfruttare la cornice di uno stadio inedito per la Serie C di Anche per 20.000 lui, persone probabilmente per per fare lui. il protagonista, cioè è la cosa più semplice. Dice io faccio il protagonista qua, ho la ribalta, però poi si è andato a suicidare con le sue stesse mani, perché io credo che l'osservatore arbitrale gli avrà messo un venendo voto ieri sera bassissimo. certamente non può dire cose buone Cioè, ma di... come può non fischiare una cosa Sì, del questo è genere? evidentissimo. ma più di uno, più di ma un episodio da quello questo... di Luperini, questo, cioè, incredibile. Andiamo invece alla All'altro. madre di tutti Vabbè, gli episodi. diciamo che fa il paio con l'intervento di Vabbè, Guerra. quello su cui c'è stata insomma la protesta più veemente da parte del Catania. L'ultimo episodio vedete l'angolo di stoppa, il colpo di testa di Quaini e l'intervento di Petito assolutamente col braccio, quindi l'arbitro non vede, il guardaline non sente e quindi alla L'arbitro fine vede e dice che non c'è niente, sì, perché in ma il quel guardaline non sente anche e qui. quindi Poi alla ha fine messo benissimo l'arbitro, quindi avrebbe dovuto... guarda un po', cioè, Forse ha considerato che erano lui troppo sbraccia, vicini. lui sbraccia perché gli piace sbracciare, gli piace fare qua il lui fenomeno, il protagonista. interrompe Ma comunque il un'azione braccio pericolosa, è rigore effettivamente tutta la vita anche questo. non è attaccato al corpo, no? Mi No, sembra... è rigore, È rigore non tutta ci la sono vita. dubbi, non ci sono assolutamente dubbi. Questo è rigore ed è un episodio che avrebbe potuto decidere la partita, perché siamo a 4 Certo, minuti alla fine, certo. insomma. Vabbè. Vabbè. Questi abbiamo No, poi chiuso, quest'ultima immagine proprio è e lo so, però... emblematica. No, qui le proteste sono state anche... Veementi. Sì, ma ci sono Murale è stati stato anche cartellini ammonito, gialli, sì, sì, infatti, questo sì, da questo punto di vista. Allora, Quindi per fare un consuntivo, almeno 2 rigori, primo tempo Guerra, Petito, secondo tempo, ci poteva stare anche qualche espulsione. forse qualche cartellino rosso ci qualche poteva stare. intervento Al limite disciplinare, quello di Guerra è più l'intervento difficile su da Luperini, vedere, va bene. questo è Questo è solare, evidentissimo. questo è solare. Allora, adesso andiamo dai cugini, perché come di consueto intorno a quest'ora noi a un certo punto facciamo la rassegna stampa e vediamo cosa dicono alcune testate della prestazione del Catania di ieri, le reazioni, i commenti, le riflessioni, gli approfondimenti. A voi la linea, cugini. Sì, infatti noi abbiamo la sveglia intorno alle 21:20, cioè è ci svegliamo un è attimo programmata un attimino. Allora, cominciamo subito con l'edicola e col chianchiere dello sport. che intitola Catania e Picerno si annullano. Il pari è di rigore
Anzi no. No, direi di no. Il Picerno comanda il gioco, il Catania produce azioni, ma l'arbitro dà una mano a conservare il pareggio. Ha dato una grande mano. Toscano analizza la gara con i lucani. La squadra è stata sul pezzo e ci è mancata solo la zampata per portare a casa il risultato. Così ha detto. Anche loro sempre sul pezzo. Certo. Ma a differenza nostra la zampata l'hanno avuta con la mano per difendere il risultato. Anche 2 zambate, sono state molte. Guarda, questo anche la Abbiamo contato seconda, le due. Esatto. grazie a Vagliasini anche la seconda non avevamo visto. L'allenatore del Picerno, Tomei. Pari giusto di fronte a uno stadio davvero incredibile. Non ho mai visto così tante persone, manco in tutta la Basilicata. D'altronde è così. L'AIA elogia la terna arbitrale. Promozione per l'arbitro di Catania Picerno. Mi sembra giusto. Giusto. Va premiato. Visto la prestazione. Giusto, dopo l'ottima prestazione al Cibali, domenica prossima arbitrerà il match di Serie A, per giunta in Serie A, tra Lube Civitanova e Volley Padova. E mi sa che è il campo giusto suo. È stata una grossa promozione. Il Cibali colpito dal Millennium Bug o da Ritorno al futuro? Incredibile al Massimino, all'80° minuto il tabellone fa un salto temporale al 90° Sì. e poi di nuovo indietro al 45°. Avvistato da alcuni spettatori uno strano tipo di bassa statura con una DeLorean. Confabulare con l'abito nell'intervallo, forse per convincerlo a non fischiare i rigori e cambiare il destino del match. Questa è una Forse bella, la bella trama, trama. la trama di un nuovo film. Una questa. bella trama. Ma cosa ha l'impianto audio? Durante l'ultima partita al Cibali, molti tifosi si sono lamentati perché non riuscivano a sentire nulla dagli altoparlanti allo stadio. Vero. La causa? C'è un motivo. per forza. Un innovativo sistema audio a ultrasuoni. Utilissimo. Sì, utilissimo. Le frequenze emesse superiori ai 20 kHz Quando siamo specifici. non erano percepibili dagli umani. Perché. ok. Tuttavia l'audio è stato sentito da tutti i cani nei dintorni fino a Gravina, i quali hanno iniziato ad abbaiare all'unisono, provocando lo sdillirio dei residenti di Catania e provincia. A qualcosa è servito alla fine. Quindi, no? vabbè, queste sono queste tecniche innovative. Mi sembra giusto. Passiamo al resto del librino che intitola 28 colonne. Colpicenno è giusto il pari, ma pippavire i rigori, cama affari. Esatto. Il Catania pareggia contro la squadra probabilmente più in forma del campionato, dopo una gara equilibrata. Il Picenno fa girare bene la palla e piglia un palo, ma le azioni più pericolose le ha il Catania con Guglielmotti che ammazza una quaglia e con 2 rigori parsi evidenti anche agli ovvi canari. Tranne a 3. Vabbè, ma va bene così, la squadra c'è ed il pubblico apprezza. È vero, Mette alla il fine cuore, è mette il giusto, cuore, è si giusto, vede. giusto. Vediamo le interviste post gara. Il migliore in campo è ancora Sturaro. Insieme a Saimi. Insieme a Saim, è vero, è vero. Atteggiamento da leader? Non lo devo dire io. Mi Anche pare. perché l'anno scorso mi dicevano di avere un atteggiamento da Lidl più che da leader. E vabbè, insomma, ma è cambiato. sì. Ho un carattere un po' frizzantino. Ed è per questo che la passata stagione avevo sempre tegli e buà che mi venivano da preso. Sai, quando si va dei bollicini, Che lui vizio, che vizio. subito arriva. Esatto. Castellini in mix zone. L'arbitro ci ha detto che avrebbe arbitrato all'inglese. La replica di inglese, io quando arbitro non faccio così schifo. Mi pare giusto, mi pare giusto. I primi minuti per Montalto. Esatto. L'attaccante profondo conoscitore della C Vero. è entrato subito in clima partita, esordendo, prendendo a male cozzate qualsiasi difensore gli si parasse davanti. Così è andato. Il gol non è arrivato, ma con questo spirito si candida ad avere il andare. titolo di idolo dei quartieri. Grande, grande. Dai, aspettiamo tutti Montalto. In edicola con il resto del librino. Un bellissimo regalo, il manuale per i falli di mano in Serie C. Giustamente, il manuale per i falli di mano. Una guida illustrata a uso Kamasutra, quindi bello esplicito, dove ci spiega quando toccare con la mano il rigore e quando non lo è. Oh, vediamo. Chiudiamo Chiudiamo con la con la classica. fisica chiosa del direttore Pittera, come può tagliare una palla a mano del genere. E così non era. Cangiamo sport. Cangiamo sport. Adesso, come terzo giornale, abbiamo questo giornale Mitico giornale Scientifico. Sportivo scientifico esatto, che sul mondo sportivo. esatto, che piglia a Focus, che sì. intitola Perché il prato del Cibali si sta riducendo a uso foce del Simeto? non è tanto in condizioni. Terra dell'Etna? No. Caldo africano? Oppure il fatto che oltre a giocare le partite di campionato ci si allenano anche? Potrebbe anche essere. Forse. Stimolato questo campo. Forse è Esatto. questo. Il direttore dell'orto botanico Melo Figurini Mitica figura, diciamo la verità. bellissima, svela le possibili cause. Il Manto risente ancora delle problematiche dell'anno scorso. E quali erano? Ogni volta che scendeva in campo quella squadra l'erba tendeva a suicidarsi. Direi che aveva ragione l'erba, però. È un comportamento che comprendiamo. Invece gli agricoltori di Giarre elogiano il manto erboso, mai Allora visto sì. un campo migliore, qualche altra natura e sarebbe perfetto. Già è pronto. Potrebbe essere. Infine, Ciuri Enzo Bianco in prima linea. Sì. Per il rifacimento del manto erboso ci penso io. Anche qualche rotonda, anche qualche... E lui di Ciuri se ne intende, quindi non è giusto. Chiudiamo invece.
col giardiniere dello stadio che non ci sta. Il terreno in ottime condizioni, basta solo che non lo calpesti. Mi sembra la soluzione che è più facile delle Esatto, altre alla fine cose. potrebbero fare. Abbiamo la nostra classica Dalla scorsa settimana abbiamo questa rubrica che è la top 5 liscia catanese. che andiamo a prendere dai vari siti internet. Al quinto posto la pagina Catania Football Club, terzo clean sheet stagionale per Class Batters. Abbiamo il commento di coso? Di Corrado Conrad, senza pigliare il gol direi meglio. Sì, sto clean sheet a Catania sì e no, capisci non sì, però vabbè, forse ok. 4. Forse in 4. Al quarto posto abbiamo, sempre dalla pagina ufficiale del Catania Football Club, Abbiamo convocati? durante il posto dei convocati, abbiamo Alfonso Graceffa che dice: in confronto ai convocati della prima partita stiamo parendo Real Madrid. Finalmente siamo al completo e quindi ci sta. Al terzo posto, Al terzo posto dalla pagina di City Zone si commenta la chiusura della campagna abbonamenti. Abbiamo chiuso con 12.873. sempre grandi, sempre tifosi del grandi Catania. è sempre molto più del è sempre più del Palermo. Quello è uno standard, non devo Giovanni Mascali ci scrive: comunque ho visto che in curva sud non si sentiva nulla di audio. Abbiamo detto. Esatto, e il tabellone luminoso che faceva a studa. Udè un po' sballato e quando era acceso i pixel col difetto. Dico io, un cattano un decinesi. non è che è tolto. Ma non finisce qui, c'è una diatriba sotto. C'è una diatriba sotto alla E fine. infatti Ernesto Sambataro gli commenta: anche nella nord non si sentiva niente. Mi sa che il Cattano non dei marocchini. Vabbè, sembra un export, questione siamo geografica, cinesi. so. Comunque, per concludere, diciamo che Andrea Messina ci abbiamo carico e Sopra. dice: ho stato io a vendere le tabellone luminose al comune di Catania. Fa due e tutta o la mando mio cugino Cammello che fa un mulatore. E lì c'è l'immagine del cugino Cammello. Esatto. Invece al secondo posto, dalla pagina sempre Catania Football Club, abbiamo gli extra sconti. Grandi extra sconti. Approfittate. Al 50% addirittura. Esatto. E Alfonso Alfo Graceffa commenta: ma ce n'è per i zombie. Sa come nelle notti intime con la propria donna? Ci può stare, Ci può stare. Ma al primo posto, al primo posto se la abbiamo regia ci favorisce, questa splendida intervista a diretta stadio che ci ha Esatto. regalato Settineri Mitico, con Toscano. Questa splendida intervista che se la regia ci Manda fa il video, partire, se il manda video. il video che abbiamo e se non abbiamo noi continuiamo con gli extra sconti. e soprattutto con gli extra Ragazzi, sì? Sì? abbiamo pochissimo tempo e devo sentire anche Patanè. Pensavamo quindi- che non avevamo Patanè, potevamo approfittare, capito? Patanè è arrivato, quindi da questo momento in poi Siamo non persi. si parla più. Grazie. Va bene, allora, Ci fermiamo qui un attimo. Peccato. Prima vorrei sentire intanto Patanè perché so che c'è. Buonasera Angelo. Ciao Angelo, che iene quei ragazzi. Sono terribili Patanè. Quell'intervista sono proprio iene. Allora, resta lì un attimo Angelo perché arriva il momento della pubblicità, perché devo andare intanto dalla nostra Giulia. Il tempo della pausa caffè. E siamo subito da voi, a tra poco. Allora, eccoci di nuovo insieme a Corner, abbiamo lasciato Patanè solo soletto, adesso chiaramente lo coinvolgiamo nella nostra discussione. Angelo, eccoci. Col suo outfit io so che sgarzolino. voi state, se lo so Alessandro, io so che voi fareste volentieri a meno di me, ma No, io non assolutamente riesco no. a me. Assolutamente io non no. riesco a fare assolutamente a meno di voi. E quindi, Pensa che io ho avuto a un certo punto le visioni, sentivo la tua voce, però tu non eri collegato, quindi immagina. Non ero collegato. Però intanto saluto tutti i due ospiti, vedo Carlo, Alessandro. Ciao. Allora, visto che avete parlato di calcio finora, stavolta, visto che i telespettatori sanno che insomma un po' di tempo lo prendo, volevo parlarvi di una cosa diversa. Volevo parlarvi di una donna che si chiama Asia Phillips con 2 L. È una psicoterapeuta infantile di origine londinese che nel 2003 ha scritto un libro bellissimo che invito tutti quanti a leggere, che non c'ha nulla a che vedere col calcio. Si chiama I no che aiutano a crescere. Perché questo libro ha e può avere e deve avere attinenza con quello che è il calcio? Perché il calcio è un gioco da bambini, in fondo, quando facciamo le telecronache, quando lo raccontiamo, in fondo rimane un gioco.
e dobbiamo tutti quanti imparare al fatto che non sempre le cose vanno come vorremmo che andassero, cioè non sempre vinciamo le partite, non sempre ci danno i calci di rigore che avremmo meritato, non sempre riusciamo ad ottenere quel tipo di risultato. Allora il pareggio di Avantieri, secondo me, è uno di quei no che aiuta a crescere un po' tutti quanti, ci aiuta a crescere noi della classe giornalistica, che magari probabilmente abbiamo ritenuto facile un cammino che sappiamo tutti quanti essere particolarmente complicato e difficile. Aiuta a crescere la dirigenza del Catania, perché anche questo no del campo, no alla vittoria, aiuta a crescere, magari a ragionare meglio, a lavorare meglio, a lavorare di più. Aiuta i tifosi. Ricordiamo che il Catania ha un benefit che non ha nessuna formazione di Serie C in nessuno dei 3 gironi, e probabilmente hanno pochissime formazioni di Serie A. Prima sentivo Angelo, quei vili Angelo, perdonami perché proprio ti do il dato a chiusura di campagna abbonamenti. Il Catania ha registrato la 16ª posizione nella graduatoria delle squadre professionistiche in termini di abbonati, cioè dalla Serie A alla Serie C il Catania è 16º. Mi ero preparato anche io su questo dato, però vuol dire che studiamo sulle stesse carte. Questo cosa significa? Che anche quella posizione di privilegio che riguarda i tifosi del Catania li deve aiutare al cospetto di una vittoria non arrivata o di un campionato così difficile a crescere tutti quanti, e dobbiamo crescere in maniera esponenziale, perché i no possono arrivare anche, possono arrivare anche da situazioni che in un certo qual senso possono essere per un attimo sfuggite di mano. Io penso che se dobbiamo remare tutti con un pensiero importante, che è quello che per vincere questo campionato bisogna essere sicuri ed essere primi, sembra una catalanata ma è così, dobbiamo pure pensare da ora in avanti che probabilmente il Catania dovrà vincere il campionato, provare a vincere il campionato con almeno 2 punti di scarto sulla seconda. Potrebbe infatti arrivare, mi auguro di no e mi auguro che tutto questo non succeda, una penalizzazione, e torniamo al ragionamento di Asha Phillips, quei no che aiutano a crescere. Se per esempio dovesse arrivare questa penalizzazione di un punto, che rappresenta probabilmente un errore di valutazione che è stato fatto all'inizio di questo campionato e di questo torneo, non dobbiamo farne un dramma, anzi dobbiamo tutti quanti in un certo qual senso remare verso lo stesso obiettivo, che è quello di provare a vincere questo campionato nonostante quei no che ci possono arrivare o dal campo o da un arbitraggio sbagliato o altrimenti da un errore che abbiamo commesso, per crescere tutti quanti. Tutti possiamo commettere degli errori, ma abbiamo la fortuna di avere una dirigenza comunque solida, di avere una squadra che gioca un bel calcio, che esprime un bel calcio, abbiamo una tifoseria che è la 16ª tra i campionati professionistici, quindi Serie A, Serie B, non parliamone di Serie C, e tutto questo in una stagione che è così importante non può che convergere verso una crescita che deve essere comune, deve essere obiettivamente sodale in quello che può essere un progetto, che se l'anno scorso era un progetto strampalato, quantomeno, anche lì quel no del campo ci ha aiutato un po' a crescere, ha aiutato un po' tutti quanti. Quello di questa stagione probabilmente potrebbe essere un no che alla fine del torneo può portare quei frutti che tutti quanti ci immaginiamo. Questa era la mia idea. Sono partito da lontano, però indipendentemente da tutto, ma perché a figli piccoli quel libro lo consiglio, è un classico del 2003. Abbiamo Posso capito, chiedere sì. una cosa ad Angelo? No. Io, proprio veloce. So che mi risponde velocemente. No, non è vero. Angelo, perdonami, eri a Biella ed eri al Massimino sabato.
Che differenze hai così colto nel linguaggio del corpo dei giocatori del Catania tra Biella e Sabato? Beh, Biella è una partita contro la Juventus Next Generation che si prepara in fondo da solo. È vero che è una società che non ha grandi radici storiche, però è la costola diretta di una formazione che deriva da una società ipergloriosa, iperpremiata, con un budget particolarmente alto. Quindi la preparazione di quella partita è stata una preparazione, naturale. Quella di 2 giorni fa probabilmente è stata il momento in cui, vinta quella partita, si è ritenuto che tutto poteva essere probabilmente un po' più facile, e la postura del corpo e la postura fisica dei giocatori del Catania, al cospetto di una Z Picerno, che è una società che invece ha prodotto dei buoni risultati ma non ha quel tipo di storia, quel tipo di aplomb, probabilmente è stata leggermente diversa. Ma ripeto, Alessandro, reputo che di queste partite ne vedremo, non spero meno ma non possibile, era una lo critica, dico. Angelo, non era una critica alla prestazione di Sabato. Tu probabilmente ancora non eri collegato, ma sia io, Carlo, che anche Carmelo abbiamo giudicato in maniera assolutamente serena il pareggio della partita di sabato, perché ci può stare, non ci sono stati da parte nostra strali di critica alla prestazione del Catania, assolutamente no. Quindi anche la mia domanda rivolta a te era più che altro per te, che sei un attentissimo osservatore, se avevi proprio notato le differenze nel linguaggio del corpo tra Biella e Massimino. Alessandro, a Biella, prima dell'ingresso sul pullman, facce tese, giocatori iperconcentrati, con una partita che, ripeto, pur non avendo una storia recente importante, pur non avendo una società, però era una partita di grande visibilità. Probabilmente la partita della settimana successiva, quella di sabato, è stato un po' il frutto della coscienza di poter vincere, a volte, non dico facile perché non si vince mai in maniera facile, ma di vincere in maniera comunque costruita, ma al cospetto di una squadra che probabilmente invece ha sviluppato un bel gioco, ha sviluppato un buon approccio al cospetto di 17.000 spettatori del Massimino, e non è facile. Questo significa che è un campionato che ci riserverà questo tipo di sorprese. Poi le partite con le grandi di questo torneo si preparano da sole. È più difficile, non so se Carlo ne conviene, è più difficile preparare una partita con la Z Picerno piuttosto che una, che so, con l'Avellino, o una partita con la Juventus Generation, perché lì hai una carica emotiva diversa. È chiaro che mentalmente, sì, sono d'accordo Angelo, mentalmente magari è più stimolante giocare con la Juve, giocare con l'Avellino, anche se sono sicuro che lo staff avrà messo in guardia tutti i calciatori del Catania, conoscendo il grande valore del lavoro che ha fatto il Picerno in questi anni. Ma qui non si toccano i meriti del Picerno, chiaramente, qui non stiamo parlando di probabilmente decisioni che sono state praticamente prese sul campo da non giocatori oppure dall'allenatore del Picerno, ma probabilmente poi alla fine la partita è condizionata da fatti, da episodi e da giudizi che poco, diciamo, poco rispettano, chiamiamo così, il regolamento. Angelo. Tu Concludo. No, prima di sì, concludi, però nel senso che io devo fare un'altra sosta. Ora, se tu concludi in 20 secondi... No, aspettiamo la pausa, perché poi ti devo chiedere cosa ne pensi di Ubaldi nella sezione Roma 1. Preparati la risposta. Fra poco, Patanè, torno di nuovo da Giulia. Perché noi ci vediamo tra poco, noi ne approfittiamo per prendere un altro caffè e siamo subito da voi.
E allora torniamo di nuovo insieme, vorrei fare sentire ancora la voce dei nostri amici da casa. Poi mi sembrava di Patanè. No, quella di Patanè un attimo, perché lui sta preparando la risposta su Ubaldo Ubaldi. Quindi sta facendo una relazione scritta oppure la fa orale? No, sono nuovo abbraccio. Abbraccio, vabbè. lui sempre orale, allora è pesante, è dura. Sì, anche perché i messaggi sono veramente tanti. Greg ci scrive: buonasera a voi tutti. Buona partita che si poteva anche vincere contro una squadra ostica e ben messa in campo. Non dimentichiamo che ne ha fatti 4 all'Avellino e 3 al Trapani. Andiamo avanti. Io mi chiedo perché la società non fa la voce forte di dire che non mandano arbitri scadenti a Catania. Un saluto all'amico della Scala. Ma la voce forte non si fa attraverso le dichiarazioni diciamo formali, pubbliche. ufficiali. Si va presso insomma, le sedi opportune e si parla con chi di dovere. Ancora Carlo Privitera. Buonasera, forse avrò visto un'altra partita rispetto a ciò che dite in studio. Ho contato 6 palle e gol per il Catania, più 2 rigori netti non dati. Il Picerno un tiro in porta con il palo e un palleggio per difendere il punto sempre nella loro metà campo. A me il Catania è piaciuto tanto. Ma l'abbiamo visto la detto, stessa partita, non so in base a esatto. Ma anche quali... i commenti sono Mi pare che non abbiamo detto che il Catania abbia giocato male, abbiamo detto che alla fine abbiamo raccontato anche con gli episodi quella che è stata la partita del Catania. Sentiamo ancora altri messaggi. Mirko scrive: non bisogna scoraggiarsi, ora andiamo a vincere a Giuliano. Buonasera, la partita di sabato sera è una di quelle partite che si possono anche perdere. Soddisfatto per il punto. Domenica prossima recupereremo dei punti che avremmo voluto conquistare, ci scrive Antonio. Allora, il Catania l'anno scorso questa partita l'avrebbe perso di brutto. Sicuramente. Ma anche di brutto. Buonasera. Tempo, dategli tempo. Abbiamo DS tecnico di livello superiore, scrive Leopardi. Buonasera a tutti, Grella fatti sentire in consiglio di Lega Pro, 2 rigori netti sabato sera non dati, ancora con questi rigori. Poi, buonasera, non si dica che il Catania non abbia giocato bene, i rigori non dati, la vittoria era nostra, ma è il solito arbitro che non vede. Buonasera a tutti, da Marco e Mattia, se ci fosse il VAR il Catania avrebbe vinto la partita almeno con un gol, forza Catania. Ma perché il Catania è ancora in difficoltà atleticamente? Si chiede. Abbiamo spiegato prima. Perché a un certo punto, 17 luglio, si è un po' fermata la macchina e quindi poi è partita spinta e adesso bisogna fargli fare chilometri, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, non tanto, per portare tutto il gruppo a un livello omogeneo di condizione. Buonasera, gli arbitri si facciano un esame di coscienza, a Catania siamo un pubblico da Serie A, Melo 46. Un ultimo messaggio, dai, sì, che poi torniamo in discussione perché vorrei fare intanto un ricordo certamente io e un ricordo anche Carlo, insomma fra poco ne parliamo, dai, andiamo al prossimo messaggio. I migliori acquisti del Catania sono stati Castellini, non ceduto, e Sturaro, rinato. Il Catania c'è e sarà la lepre da rincorrere. Un saluto a tutto lo studio da Gianni. Grazie Gianni. Allora, Grazie, intanto Gianni. un pensiero va certamente a Marco Piga che qualche giorno fa, sabato credo, se non ricordo male, ci ha lasciato ed è stato un grande protagonista qui a Catania perché segnò anche un gol importante per la promozione del Catania in Serie B. Stiamo parlando fine anni 70. A stagione 79-80, allenatore Lino De Petrillo. Ma me la ricordo benissimo questa partita a Siracusa, lui fece il gol dell'1-0, una squadra dove c'era tanti grandi calciatori, vedi anche Carlo Borghi, c'era Nino Leonardi, Castagnini, Mosti, Mosti quelli dopo. Sorrentino. Sì, me lo ricordo perfettamente. E poi volevo ricordare e porgere un abbraccio forte alla famiglia di Francesco Minniti, al figlio, alla moglie e al fratello Alessandro. È stato anche lui calciatore dei giovanili del Calcio Catania, giovanissimo, si è spento in questi giorni e lo abbracciamo forte la famiglia. Condoglianze. Allora, sentiamo Patanè. Hai da questo momento esattamente 40 secondi. In 40 secondi mi devi dire qual è il tuo pensiero. Lo stiamo cronometrando a partire da questo momento. Mi unisco alle condoglianze rivolte alle famiglie, ovviamente, di chi non c'è più. Gli arbitri
siamo passati da due eccessi. L'arbitro di Juventus Next Generation Catania è uno che si è giocato lo slot per poter essere promosso probabilmente a breve scadenza anche nel girone invece superiore, no? Nella superiore Serie B. Ha fatto un bollettino di guerra in una partita che era tutto sommato particolarmente semplice. Quello di sabato è venuto invece con un'idea molto anglosassone, lasciare giocare, ma quando un arbitro non si accorge di un calcio di rigore, io non so poi come l'avete commentato voi perché non ero in onda. È rigore, ma ce n'è anche un altro nel primo tempo. Ce n'è anche un altro nel primo tempo che era passato in silenzio. Quello è macroscopico e se lo sono giocati in due il posto per essere classificati come due arbitri esperti, il direttore di gara e il secondo assistente del direttore di gara, che si sono fatti sfuggire un calcio di rigore nettissimo. A noi è parso evidente già in presa diretta, ti ricordi Angelo? Ricordo. Con me, saltai con Carlo Breve dalla postazione. Questo significa che probabilmente anche lì questo tipo di no devono imparare, devono insegnare a tutti quanti noi a crescere, ma devono insegnare alla società di poter con la maestria e con l'aplomb, che in questi casi non è mai troppo, dimostrare come nell'arco di due partite ci siamo trovati di fronte a due tipi di arbitraggi che hanno sicuramente penalizzato una partita e il bel gioco, quello con la Juventus Next Generation, in un risultato invece nella partita di Padane, sono sabato passati scorso. quasi 2 minuti e mezzo, forse 3, Però rispetto a quello che... io voglio bene, andiamo tutti. No, un attimo. Non andare via, stai lì. Dove stai andando? No. Stai fermo lì perché adesso ci sono le pagelle, perché non le abbiamo viste, e quindi vorrei sentire anche la tua opinione. Volevi andare via? Come? Hai chiesto di allungare la trasmissione sino alle 22:15. Adesso... È la cena di oggi. Cos'è? Fra poco ti liberiamo, Angelo. Tendenzioso, Angelo. Intanto andiamo a vedere le pagelle e andiamo ovviamente dalla nostra Giulia. Perché il migliore della partita disputata sabato è proprio lui, Matteo Stoppa, con voto 6,5. E Vallesindi ci scrive: porta in campo elettricità ed adrenalina. Una manciata di secondi dopo il suo ingresso sale in cattedra dribblando Secco Gilli e smarcando Luperini ai 25 metri dalla porta. Ma l'ex Ternana sbaglia la giocata facendo sfumare una potenziale ghiotta occasione. Al minuto 73 si muove tra le linee sulla tre quarti, addomesticando un lungo lancio ed imbucando in area d'Andrea. Suo il corner da cui origina il tocco di braccio in area di Petito. Sembra già pronto per una maglia da titolare. Per quanto riguarda invece le pagelle del campetto, vediamo intanto l'allenatore toscano con voto 6. 6 anche per Beters, 6 per Quaini, 6,5 di Gennaro e 6 per Castellini. Guglielmotti 6, Sturaro 6,5, De Rose 6, 6,5 per Stoppa che prende il suo posto, 6 per Anastasio, 5,5 per Luperini e Carpani 5,5 che lo sostituisce, Lunetta 6, Inglese 5,5 e 6 per D'Andrea che prende il suo posto. Allora, Alessandro, queste sono le tue pagelle, sì, su questo non c'è esprimo, niente da dire. Volevo sentire Carlo fatte tu. e poi anche Carmelo. Prima partirei da Carlo. Patanè, fra un po' che arrivo da te Forse anche. mezzo voto in più sicuramente a Stoppa, no? 6,5. 6,5. Mezzo Anche voto in 7 più. dici? Però sì, ritengo che grosso anche modo. Lunetta abbia fatto un'ottima partita, ma credo che la sufficienza la meritassero tutti. Beh, Luperini non mi è sembrato Forse Luperini un po' al brillante. di sotto, però Inglese la sufficienza l'avrebbe meritata. È chiaro che deve essere servito in maniera diversa, ha bisogno Più continuo. di tanti rifornimenti dentro l'area e lui fa valere la sua stazza. E ieri era marcato da due giocatori veramente importanti e di grande prospettiva. Però ritengo, così come ha detto Alessandro, la prestazione del Catania sopra la sufficienza quasi E su da parte di Stoppa tutte. pronto per una maglia Sì, titolare, sei sono d'accordo? perfettamente d'accordo e aspettiamo che arrivi in condizione pure i Menez. Loro potrebbero rappresentare dal punto di vista della qualità sicuramente un'arma in più, sprint in più. un'arma in più per il Catania. Sentirei anche Carmelo. Vabbè, Carlo ha detto tutto, però io
avrei dato la Se ci sufficienza fai un po' a rivedere il tutti. campetto, Eccolo eccolo qui. qua. Diciamo, valutando complessivamente la partita, insomma, la sufficienza l'avrei data a tutti, anche a Inglese e Luperini. Insomma. E mezzo voto in più a Quaini, dai, ora mi accorgo che hai dato 6. Sì, ma anche Quaini. Una piccola Però, correzione, insomma, diciamo però così. ci siamo, per- ci mancherebbe altro, Sentirei ragazzi. Angelo Patanè. Questa cosa sono perfettamente d'accordo con Alessandro. Non ci no? posso Perché noi credere, siamo lì. Patanè, non ci posso credere. Nel senso che quelle sufficienze indicate nascono probabilmente, per quanto riguarda Inglese, al fatto che Pronti e Via ha giocato mezzo tempo e che Avantieri è stato subito collocato come titolare. Dobbiamo dare il tempo ad Inglese di poter essere quel giocatore che in un certo senso può dare la svolta alla sua vita, carriera calcistica e anche al Catania. Per il resto Luperini, Lunetta, De Rose sono giocatori che sono stati impiegati i primi due quasi in tutte quante le partite. De Rose è un giocatore che abbiamo ritenuto potesse giocare sempre mezzo tempo ed è sempre subentrato. Per quanto riguarda Quaini, posizione difensiva, sicuramente un giocatore ancora che deve crescere, però sta crescendo bene nella posizione che gli è più congeniale rispetto a come era stato collocato l'anno scorso, un po' è cresciuto. In realtà probabilmente al tecnico toscano hai messo mezzo punto in più, perché ha fatto tutto quello che in realtà poteva fare, ad eccezione di non mettere stop, e proprio per questo il 6 ci può anche stare dal primo minuto, perché un giocatore in questo stato di grazia, a meno che anche in quel caso il tecnico non ritenga che possa giocare 90-95 minuti, non va tenuto in panchina in una partita dove si aprivano gli spazi e dove gli spazi erano particolarmente ristretti e dove c'era la necessità invece di andare a cercare un uomo che saltasse uno contro uno, che fosse un brevilirio, che fosse uno che insomma girasse attorno agli ostacoli e non provasse ad affrontarli vis-à-vis. Per il resto in realtà diamo anche merito all'avversario e concludo dicendo che però questa è una squadra, ricordiamo, che alla quarta giornata di campionato ha preso solo e esclusivamente un gol. Io ho guardato la statistica anche degli altri gironi e chi ha preso soltanto un gol si trova davvero ai primi posti in classifica o al primo posto. La fase difensiva di questa squadra è una fase importantissima, al cospetto di un portiere che ancora sa fare benissimo l'ordinario, imparerà col tempo a fare lo straordinario, e a fronte di ciò dobbiamo comunque accontentarci in questo primo momento di avere una grande impermeabilità, perché i tecnici più bravi, io non sono un tecnico, ma tutti quelli che ho seguito nella mia carriera hanno sempre detto che per vincere i campionati la prima regola è non prendere gol, e mi pare che il Catania questa regola a 4 giornate di campionato. Grazie Angelo, buona cena. Grazie. Angelo, mi manchi. Anche tu, tantissimo. Mi manca Alessandro, mi manca Carlo, mi manca Carmelo, che saluto ovviamente il collega. Dopodiché mi mancate tutti quanti, saluto tutti quanti. Ma adesso, noi ti aspettiamo Angelo, perché comunque in ogni caso torniamo con diretta stadio già domenica, e quindi non è che sarai così tanto lontano, non ci vedremo per molti giorni. Domenica... No, assolutamente no, però già mi manchi. Per me lunedì sapere che non sono al tuo fianco per me è una lacuna. Grazie. Troppo buono. Una buona serata. Ciao Sergei. Ciao Angelo. Ciao Giulia. Abbiamo visto le pagelle, di Alessandro. Fra poco restate con noi, vedremo le contropagelle dei cugini, e poi abbiamo da vedere il 3-2-1, un paio di cose ancora, ma restate lì. Parlare del Giuliano. E poi parliamo anche del Giuliano. Fermi lì, fra poco torniamo. Tu sei la gioia della città. Bedes 6,5. Ha giocato che assai che perito con il resto la squaccia. A un certo punto ci viene da testa riparare magari che peri e fare la parata dello scoppione alla Ighita. Sulla vista fatto, penso che a Toscano pinneva un riflettore allo stadio. Portiere moderno. Saimi 6,5. Ora la palla c'è, ora la palla non c'è. Ora o pallone dodò, ora pallone dome.
ora tacchette su un deme scappi, ora tacchette su un dato caviglia. Prestigiatore. Guglielmotti 6. Per fortuna solo tanto scandazzo per il volo diretto a Bellino delle 21:30, che si vista ruare una pallonata a Centro Fusoliera. A bella mirai! Sturaro 6,5 ha in merito sia di impunire su centrocampo su Respaddi, sia soprattutto di pigliare la questione catena arbitrale. A Catania tutti collina si sentono. De Rose 6. Per lui una gara di solo contenimento ed assicutamento. Poppaccio di De Rose 8. Nel 1995 il grande Lulù Olivera ci muzzicò un poppaccio a Savicevic. Ecco, su Coccaruno se si cassa a muzzicare ci poppaccio a De Rose, ci restassero sugli agni. Ciccio Poppaccio. Inglisi 6. Ottima tecnica, buona difesa della palla, poco servito. Condizione ancora non al meglio, infatti se potesse fare 2 la mattina, capare che sta scomparendo un de robbi. Stisicated. Toscano 6,5. Magari andare una partita difficile come questa, a somane spetta si sente, così come si sente a mano motta le picchiaredde in 21. A squaccia c'è e lo segue. Comandante! Allora, torniamo. Dovevamo andare in pubblicità, non l'abbiamo fatto. Andiamo dai cugini perché è Ma giusto. la cassetta non l'hanno lanciata. Non hanno lanciato la cassetta, come facciamo stasera? No, infatti l'abbiamo lanciata inavvertitamente ed è partito, è colpa Quindi nostra. per questo è partito. Sì, Infatti eravamo un po' in dissenso col Vaglia, qualche mezzo voto in più. Vabbè, ma il mezzo punto in più si dà e No, si perché Guaini per noi è uno dei migliori in campo. Beh, la portiamo a caffè, ragazzi. Sì, esatto. Ne approfittiamo. Marco, abbiamo domande? Sì, abbiamo una domanda per l'ospite in studio del Catania. No, non abbiamo. Allora, niente Niente domande. Conservala più avanti. Vai. Va bene? Ci fermiamo un attimo. Stavolta c'è la pubblicità. Allora, un breve passaggio dallo studio perché a questo punto facciamo il punto, si gioca una partita questa sera, c'è una partita ancora in corso, la giornata non è finita, però Latina Foggia. noi facciamo il punto di quello che è successo e quello che sta succedendo in vetta in Serie C nel girone meridionale con Francesco Triolo. La capolista che non ti aspetti è un Cerignola che nelle prime 4 giornate ha mostrato sostanza e solidità. 9 gol fatti, 4 subiti e una vittoria, l'ultima arrivata in casa contro il Giuliano in rimonta, dopo essere stata sotto di un gol alla fine del primo tempo. Poi l'impresa costruita con pazienza nella ripresa, quando dopo il pareggio di Salvemini i pugliesi hanno atteso, ragionato, non si sono scoperti e hanno ribaltato grazie a Iallov e Tascone. Peppe Raffaele ha perso Cuppone ed è l'unica brutta notizia di giornata per lui. Rulla il motore del Benevento che ha vinto a Bari contro l'Altamura, non una partita semplice per la squadra di Auteri, soprattutto perché i pugliesi hanno deciso di difendere in maniera anche esagerata tentando le ripartenze, difficile quindi trovare spazi, ci è riuscito il Benevento grazie ad un colpo di testa di Berra su angolo di Prisco che ha sbloccato la gara alla fine del primo tempo, chiusa poco dopo all'inizio della ripresa da Lanini, ancora imbeccato da Prisco. Mezza parola sul Picerno visto a Catania, il pari del Massimino è un buon risultato per i lucani che sono partiti bene in campionato, ma dovrà essere la gara di domenica prossima contro il Crotone a dare maggiore peso specifico al pari in terra siciliana, altrimenti il rischio è quello di trasformarsi subito in meteora di fine estate. E allora questo era il 3-2-1, il racconto diciamo, della vetta della classifica in questo servizio di Tanto Latina Foggia è 0-0 parziale. Bene, allora da che cosa ripartiamo Alessandro adesso? Ma diamo uno sguardo al calendario, Vediamo così il calendario del contestualizziamo Catania. i prossimi impegni. Sì, vediamo insieme il calendario che vede le partite del Catania nei prossimi giorni. Vediamo domenica 22 settembre, ore 18:30, Giuliano Catania. Mercoledì 25 settembre, ore 20:45, Catania Audace Cerignola. Domenica 29 settembre, ore 20:45, Catania Monopoli. E infine domenica 6 ottobre, Casertana Catania con orario ancora da definire. Insomma c'è un finale di settembre piuttosto intenso perché sono tante partite. Partita infrasettimanale col Cerignola e poi l'altra partita in casa col Monopoli, quindi c'è la possibilità secondo me in questo giro di ci sono partite. anche molte insidie in queste partite, Ci sono Alessandro. insidie anche per le avversarie del Catania, ci mancherebbe, no? Bisogna sempre... E questo chiaramente
Partita difficile, ma è difficile pure per gli altri. Sì, e quello questo senz'altro. mi porta subito a sondare e coinvolgere Carlo Breve sul Giuliano. Tu hai seguito ieri la partita, l'ho seguita anch'io, ieri sera Audace Cerignola Giuliano. Tra l'altro sono le due prossime avversarie del Catania, no? Il Giuliano e poi il Cerignola. Un primo tempo in cui il Giuliano poteva anche fare il 2-0, poi nel secondo tempo invece si è sciolto come neve al sole. Che impressioni hai ricavato e cosa ti aspetti dalla partita di domenica? Un po' una squadra che somiglia al Picerno nella fase di possesso, perché fanno questa costruzione dal basso e hanno degli ottimi giocatori di manovra e tecnicamente molto abili. Davanti sono pericolosi, hanno trovato questo ragazzo della Primavera del Torino che fa la prima punta. No, il Valdesi credo, Valdesi, sì. che è un attaccante molto forte fisicamente, veloce, a campo aperto può fare male. Più Ciuferri, che c'era già l'anno che scorso. lo conosciamo dall'anno scorso. In mezzo al campo molta sostanza con De Rosa, con Maselli e Giorgioni, molta sostanza. E dietro ieri si sono sciolti, come hai detto tu, nel secondo tempo. Anche il portiere sicuramente non impeccabile. Sì. Bisogna vedere con che tipo di atteggiamento andranno ad affrontare il Catania. Non mi sembra che Bertotto abbia l'atteggiamento umile, mi sembra gioca sempre in maniera spavalda. Quindi se il Catania andrà col piglio giusto, col giusto pragmatismo, secondo me può andare a fare il risultato pieno. Può somigliare un po' alla partita di Biella come tipo di approccio tattico? Intanto dal punto di vista tattico sicuramente i sistemi di gioco si contrappongono meglio, quindi il Catania potrà andare ad avere un atteggiamento più aggressivo, così come ha fatto con le squadre che hanno giocato 4-3. Non è un caso che il Catania con le squadre che giocano 4-2-3-1 lasci il pallino del gioco agli avversari. Era successo già col Crotone ed è successo l'altro ieri con Può essere la il partita Picerno. di stoppa? Può essere la partita di stoppa? Ci può stare che ci sia questo cambio sulla tre quarti, d'altronde io credo che nella testa di Toscano, quando saranno al top, in quei due ruoli ci saranno Stoppa e Jimenez. Sono i giocatori che si completano meglio. E magari Luperini potrebbe anche retrocedere a centrocampo per compensare l'assenza di Chissà Tacchio. se lì in mezzo al campo sono un po' corti, perché sono 3 per 2 ruoli. Chissà che Luperini possa essere anche utilizzato lì insieme a Sturaro. Rapidamente, questo avversario lo vediamo nei numeri, lo conosciamo un po' meglio. Possiamo sintetizzare nella circostanza che ieri è stata la prima sconfitta stagionale. Aveva invece vinto all'esordio la prima giornata contro il Taranto, però su calcio di rigore. E poi 2 pareggi. C'è un errore in grafica, il cammino è del Giuliano, non del Picerno, un refuso. È un errore, Hanno segnato un gol ciascuno, Ciuferri, Romano e appunto Niambe, che Romano ex Taranto. Sì, che ha realizzato il gol sul rigore proprio alla prima giornata contro il Taranto, e poi c'è questo Ciuferri che insomma ha caratteristiche. 2004, Mancino che gioca a destra a piede invertito. Un piccolo Dybala, se mi passi l'espressione, come movenze, come frequenze. Un giocatore. Ma Castellini da quel lato è abituato a marcare giocatori di quel livello e di quelle caratteristiche, quindi non dovremmo avere grandi problemi. Il problema è di andare ad avere l'approccio giusto, così come si è avuto a Biella e in tutte le partite, devo dire, e avere un'intensità nella pressione. Ripeto, i 2 moduli si sposano bene nella contrapposizione tattica. E io credo, Carlo, che il rientro alla squalifica di Gherardi può dare, secondo me, beneficio a Guglielmotti, perché nelle prime partite Gherardi, che viene spesso dentro il campo, secondo me ha liberato spesso spazio a Guglielmotti o anche dialogato. Quindi il rientro di Gherardi secondo me migliorerà ancora di più la prestazione di Guglielmotti, a mio avviso. Ci fermiamo per andare da Giulia per avere ancora qualche altro messaggio e dove dobbiamo davvero chiudere. Ci scrivono: buonasera a tutti, tatticamente una partita perfetta, la presenza di Titacchio avrebbe potuto cambiare le sorti della partita, comunque buon punto e forza Catania. Turi da Catania. Salve a tutti, secondo il mio punto di vista Castellini potrebbe essere più determinante da esterno nei 5 da centrocampo. Forza Catania, Alessandro da Ginevra. Buonasera a tutti. Scusami Giulia, lì già ci sono insomma 2 titolari
come Anastasio e Lunetta, quindi non credo che, salvo emergenze. Dall'altro lato c'è Guglielmotti, c'è Raimo. Sì. Salvo emergenze, esatto. Appunto. Ancora, buonasera a tutti. Quest'anno rispetto allo scorso anno, prima sono uomini in campo e poi calciatori. Acchianiamo! Vai Alessandro. Ancora, seguo il Catania da 61 anni e quest'anno vorrei vedere un campionato senza sofferenze, poiché dal 63 ad oggi ne ho viste di tutti i colori. Enzo da Priolo. Lo metteremo in contatto con Michele. Esatto. Buonasera, cosa ne pensate del terreno di gioco? La società farà qualcosa a breve? Non Carlo, spiritoso. Privitera è tesserato col Catania? Grazie, saluti, Massimo. Non lo so se volete rispondere a questa sul terreno domanda. di gioco, No, già avete forse. io non lo vedo al massimo della condizione, ma non mi sembra così Le irregolare. immagini televisive evidenziavano probabilmente qualche problemino. Allora, ci sono stati 80 gradi quest'estate, quindi è possibile che magari... Pensate che ci Allora, sia... ci fermiamo qui, qui. Privitera, dicevano, è nel gruppo. Privitera faceva parte del settore giovanile, è stato l'attaccante che insieme a Corallo si è messo più in mostra l'anno scorso. Nelle nel giro della prima convocazioni squadra non lo abbiamo visto, c'è sempre stato Corallo, c'è stato Quasi Ciniero, c'è stato De Emilio e c'è stato Forti. Sì. Allora, insomma, ci fermiamo qui ragazzi, non c'è Patanese, siamo riusciti a sforare lo stesso, attenzione, non è in studio sono le Patanese. 10:15. No, sono le 22:17, siamo praticamente oltre. Allora, i cugini, no, prima dei cugini devo ricordare un paio di cose. Devo dire che chiaramente Corner, come se tutte le produzioni sportive, in onda in live streaming sulla siciliaweb.it. Dopo di noi c'è la differita integrale di Catania Picerno con Marco Carli e Carlo Breve, che ce la racconteranno, ce la faranno rivivere. Noi torniamo ovviamente lunedì prossimo con Corner, ma intanto prima venerdì c'è preview con Marco Carli, domenica torniamo con diretta stadio a partire dalle 18 e poi lunedì prossimo ci siamo sempre. Anteprima e poi Corner. Mi pare aver detto tutto. I cugini dove sono? Me li fate vedere così li possiamo salutare. Qua siamo. Grazie ragazzi, una buona serata anche a voi. Grazie a Giulia per essere stata con noi in questa sera. Grazie a voi per averci seguito e buonanotte. Carlo, Grazie a te, uno staccanovista praticamente, staccanovista insieme a noi con tutte le produzioni sportive. Grazie a tutti. Grazie a Carmelo Marzà che è avvocato l'AIC, lo ricordiamo. Alessandro, noi ci incontriamo, ci vediamo alla prossima. Molto presto. A voi tutti una buona serata e restate con noi. C'è la partita adesso del Catania, tra Catania e Picerno.